Buonasera e ben ritrovati a questo ennesimo appuntamento con Spritz, un settimanale che tratta di notizie, informazione, politica, attualità. Ma da 2 settimane ci interessiamo anche dei problemi che assillano i bergamaschi nel mondo o come vivono loro, grazie al ponte che ci ha costruito l'amico Carlo Personeni, presidente dell'ente Bergamaschi nel mondo. Le immagini che vi sono giunte in diretta vengono da Neuchâtel, come si legge nel sottopancia, è nella Svizzera francese ed è prospiciente proprio il lago di Neuchâtel. Benvenuti innanzitutto al presidente Carlo Personeni e benvenuti agli amici di Neuchâtel, la signora Valeria Generoso e il signor Barbagallo Alessandro. Grazie per aver accettato l'invito. E naturalmente partiamo dal presidente Personeni. Che augurio fai a questo circolo che un mese fa, poco più di un mese fa, ha festeggiato i 30 anni di fondazione? Beh, l'augurio evidentemente è quello di continuare, anche se non è facile, perché queste aggregazioni, questi nostri circoli all'estero erano molto più sensibili anni addietro, quando vi erano difficoltà di collegamento. Oggi non vi è più quel problema di avere notizie dei parenti, degli amici del proprio paese. Oggi con le tecnologie nuove evidentemente ci si collega, e anzi dopo il Covid, causa proprio Covid, anche le generazioni di una certa età hanno imparato ad usare questi mezzi, e quindi è sempre un po' meno, i centri di aggregazione raccolgono meno persone. Ma io credo, e l'ho detto a Valeria nella presenza l'11 settembre del suo festeggiamento, e che ringrazio ancora per l'ottima organizzazione che hanno fatto per raggruppare oltre 100 amici in quella giornata, in quelle 2 giornate, alla quale erano presente anche il gruppo delle donne dell'era, i musici di Rovetta, tra l'altro, e dicevo, la raccomandazione è quello che noi dobbiamo cercare di allargare il nostro raggio d'azione. Dobbiamo coinvolgere i giovani. Le richieste di quelli di una certa età sono diverse da quelle dei giovani, quindi è importante inserire nelle programmazioni, anche da parte nostra, di base, che faremo, che ci collegheremo e organizzeremo, magari delle manifestazioni sotto l'aspetto culturale, e quindi riuscire ad agganciare questi giovani. Signora Valeria, lei rappresenta tutti i circoli in Svizzera. Com'è il termometro della situazione? In sostanza, come rispondono i circoli a queste iniziative, a questo voler mantenere viva la linea con la madre patria? Devo dire che i presidi hanno da fare per, come il nostro circolo, di avere anche i giovani e tutto, però si vede che purtroppo l'età è ben avanzata dalle prime volte che abbiamo fondato questa federazione dei circoli bergamaschi della Svizzera, quindi si vede che hanno una certa età, e purtroppo
ci sono certi presidenti che purtroppo sono deceduti e in più si fanno fatica, però si danno da fare per mantenere il loro circolo e avere contatti anche con l'ente, con il presidente Personeni ogni volta che ne hanno bisogno e avere delle notizie di Bergamo e tutto. Che significato hanno per i residenti ex migranti ora ben integrati nel mondo svizzero questi incontri? Hanno ancora una valenza di ricordi, di raccontarsi il passato, il vissuto, oppure sono normali feste che non hanno niente di tradizionale? Devo dire che quando ci riuniamo, sì, certo, ci si ricorda il passato, i primi anni che abbiamo vissuto, le belle feste e tutto, però ora invece purtroppo siamo, ecco, come ha detto così bene il nostro presidente Carlo Personeni, il Covid ci ha separati molto e quindi non ci sono stati più tanti collegamenti per il momento, ma pensiamo di rifarci ancora, di ancora incontrarci. Lei, il signor Barbagallo, da quanto tempo è che è in Svizzera e che attività svolge? Allora, io sono nato in Svizzera, sono i miei genitori che sono emigranti siciliani che sono arrivati nel 1969 in Svizzera. Io sono autista di taxi, con la mia propria ditta di taxi su Neuchâtel. Che cosa le manca di più dell'Italia? Cioè, c'è ancora una parte di tristezza che poi naturalmente qualcuno l'ha trasformata in orgoglio per emergere, perché qualcuno ha definito la prima emigrazione erano le braccia che uscivano dall'Italia, adesso quelli che escono sono i cervelli, ma io dico che una persona è fatta sia di cervello che di testa, che di braccia. Voi avete avuto la sfortuna di arrivare in tempi in cui la scolarizzazione non era al massimo. Adesso c'è questa possibilità di arrivare alla laurea, master, e qualcuno dice ma perdiamo cervelli. Voi però avete costruito con la vostra onestà, la vostra capacità, un'immagine sicuramente vincente che vi ha garantito non solo una vita migliore, ma avete anche avuto il plauso dei paesi in cui voi avete lavorato. Lo conferma? Sì, 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 la tristezza c'è sempre perché anche se non sono nato in Italia, sono sempre italiano e siciliano, lo resto. Il problema dei giovani è che arrivano qua per studiare, Neuchâtel è diventata una città che è molto aperta agli studi, ci sono molti studenti che vengono dall'estero, che sia italiani o altri paesi, e mi sembra che si coinvolgono meno di noi, di me, di mia generazione o dei miei genitori che sono venuti qua, che hanno sofferto come gli emigranti bergamaschi anche quando sono venuti in Svizzera o negli altri paesi. Allora il problema è quello di cercarli di ridargli un po' la voglia di essere italiani, di essere riconosciuti come italiani, anche se studiano all'estero, che sia in Svizzera o negli altri paesi. Carlo Personeni, tu ti sei sempre dato da fare per quanto riguarda la presidenza affinché risorse non vengano meno, anzi aumentino per quanto riguarda i 30-40 circoli che sono nel mondo. Ci puoi dire a che punto sono le richieste in Lombardia? Perché c'è una legge specifica che riguarda proprio gli emigranti lombardi. Allora, prima cosa voglio ricordare che Alessandro, nato in Svizzera, da origini siciliane, ma ha un cuore veramente bergamasco e quindi questo lo devo ringraziare perché fa molto per il nostro circolo e è più bergamasco lui di tanti bergamaschi. Lui non ha il problema di dire sono italiano, infatti lo ha dimostrato. In più, lo ha detto lui, giustamente è riuscito ad avere una propria azienda sua ed è un orgoglio, infatti lui lo dice con orgoglio, questo è bello perché è riuscito a fare un qualcosa, a costruire un qualcosa di suo e questo è importante e faccio i complimenti ad Alessandro. I nostri enti l'ente bergamaschi nel mondo, ma anche i nostri circoli
sono tutti dei volontari perché prestano la loro attività in modo volontario, ma dirò di più, ci mettono anche dei soldi di tasca propria, perché quando ci sono delle iniziative non sempre vanno bene, non sempre i conti tornano, pagano di tasca propria. E quindi noi vorremmo innanzitutto che a livello provinciale vi fosse una sensibilità nei confronti di dell'attività che noi facciamo, perché io dico sempre, e lo ripeterò anche magari altre volte, i nostri lombardi, emigranti, bergamaschi, che siano i nostri emigranti nel mondo, sono una ricchezza per l'Italia, lo sono stati negli anni addietro, ma continuano ad esserlo, e sono i nostri migliori ambasciatori dei territori che rappresentano. Perché? Perché possono parlare, evidentemente oggi abbiamo le strutture tecnologiche, internet, eccetera, per andare a vedere che cos'è, ma il tam tam tradizionale, il passaparola funziona ancora perché è garantito. Quindi sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto della propaganda territoriale dei prodotti enogastronomici, loro possono fare e fanno molto per i nostri territori. Quando vengono in Italia, non tutti hanno la casa propria e possono andarci, quindi vengono, vanno al ristorante, vanno in albergo, eccetera, comprano i nostri prodotti, quindi creano PIL. Ed è importante mantenere questi collegamenti, non solo con la generazione diretta, ma anche con la seconda, le terze generazioni. E su questo ho già detto altre cose, che i comuni dovrebbero fare un qualcosa in merito alla tassazione, non vessarli di gabelle quando i servizi in Italia li usano molto pochi. Questo l'ho detto già molto. Di recente stiamo chiedendo la vecchia legge 1 del 1985, che all'epoca qualche sensibilità c'era nei confronti dei lombardi nel mondo. Stiamo stimolando Regione Lombardia a riprendere, riformulare quella legge e rifinanziare in un certo senso le progettualità, non solo quelle fatte dall'ente, ma anche quelle fatte poi dai nostri circoli, dalle nostre delegazioni, quindi poter contribuire con risorse finanziarie, perché alla fine non è che possono andare a tassare i soci. Bergamo non tassa nessun socio, perché Bergamo non ha quote sociali dei 60.000 emigranti bergamaschi iscritti in AIRE al 2022. Qualche quota chiedono, ma pochi soldi, 10, 15, quello che sono, insomma, chiedono di tassazione per forza per poter stare in piedi, ma doverosamente siamo noi che dovremmo dare un contributo finanziario per poter gestire almeno l'ordinaria gestione dei nostri circoli. Quindi chiudo, spero che entro fine anno, prima della scadenza delle elezioni di un nuovo governo regionale, questo attuale riesca ad ottenere, a dare fiato alle nostre sollecitazioni che stanno facendo da diverso tempo. E devo dire che proprio in questi giorni qualche speranza in più l'abbiamo. Signora Valeria, lei ha lasciato Città Alta, che cosa le è rimasto nel cuore di Città Alta? Perché devo dire una cosa, che c'è stato nella mia vita un periodo, 20 anni, che ho mancato di Città Alta, quando sono venuta in Svizzera. E beh, c'è stato che non ho potuto aspettare di più, perché ho dovuto correre, prendere il treno, andare a Bergamo a vedermi la mia Città Alta, perché altrimenti guai. Era una cosa, e quando sono in Città Alta respiro l'aria di quando ero bambina, quindi mi fa rivivere. Ma, signor Barbagallo, con che occhi lei vede, e la stessa domanda la giro anche alla signora Valeria, l'attuale migrazione? Come guardate voi che avete vissuto questa dura esperienza della migrazione, coloro che in questo momento stanno cercando di entrare in Italia sperando di avere una vita migliore? In Italia? No, stanno entrando in Svizzera più che altro, perché c'ho parecchi bergamaschi che chiedono di venire in Svizzera e quindi trovargli un posto di lavoro. Questo è un fatto veramente, si vede che in Italia non ci stanno bene, ecco.
quindi se possiamo li aiutiamo, li ho già aiutati parecchi, dunque ecco questo. Mentre prima, all'inizio, quando siamo venuti noi, dovevamo avere come si dice, un contratto di lavoro, altrimenti non si poteva entrare, non si poteva stare in Svizzera, quindi adesso possono entrare come vogliono, è un cambiamento enorme, quindi ha cambiato lo Stato svizzero anche molto per rapporto, era molto più severo prima, ora no, ora le frontiere sono per tutti. Quello che mi fa male è che questi giovani che chiedono lavoro qui in Svizzera sono gente, diciamo, non come noi che non avevamo a quell'epoca gli studi, ma questi invece hanno gli studi e non arrivano a trovare un lavoro in Italia e che vogliono fare anche i lavapiatti pur di venire in Svizzera. Mi sembra una cosa strana, ecco. Cioè, i sacrifici erano considerati d'obbligo praticamente. Esatto. Sapevamo insomma che dovevamo fare, mentre ora anche il diploma e tutto, e sono, come si dice, sono cosciente di fare questo, che devo dire ammirare la gioventù di ora, perché sanno che malgrado tutto ripartirebbero anche loro da zero. Dunque trovo che per i giovani il giorno d'oggi è anche bello, ecco, almeno a mio avviso, mi posso anche sbagliare. Sicuramente la seconda e terza generazione avrà l'opportunità di emergere, qualcuno avrà anche occupato o occuperà posti di prestigio anche in Svizzera. Perfetto, senz'altro, senz'altro. Tanto è vero che qualcuno di loro hanno già, visto che avevano ancora la lingua, che sapevano un po', che avevano studiato il francese in Italia, quindi hanno potuto già iniziare già a avere dei posti abbastanza elevati, insomma, ecco, non lavapiatti, ecco, questo voglio dire. Presidente Personeni, per quanto riguarda l'attività che lei presiede, ci sono qualche novità sul programma Bergamaschi, cioè Bergamaschi nel mondo, unitamente a Bergamo, Brescia, capitali della cultura? Sì, però prima vorrei collegarmi a quanto ha detto Valeria. Valeria ha detto che ci sono richieste e ci credo, perché l'emigrazione anche nel periodo Covid, ad esempio nel 2021, Bergamo sono stati 2763 emigranti, sono stati 3264 nel 2020 e sono stati 3.733 nel 2019, quindi pur diminuendo leggermente, ma è sempre stata. La percentuale a livello nazionale nel 19 era il 5,50, per quanto riguarda Bergamo è il 6,68, quindi siamo di più dell'emigrazione normale. Se andiamo poi nel periodo 2021, che eravamo in periodo Covid, a livello nazionale era il 2,72, Bergamo è il 4,39. Quindi evidentemente c'è. Un altro dato della stampa di Neuchâtel di oggi, che la Philip Morris, che ha sede vicino a Neuchâtel in periferia a Serrières, il direttore generale afferma che non ha nessuna intenzione di licenziare. Quindi sia per chi c'è è interessante, magari anche per qualcuno ci sia delle buone opportunità. Per quanto riguarda il tema specifico, che cosa faremo? Allora, abbiamo ottenuto la garanzia, la condivisione da parte dei due vescovi e dei due sindaci di questo progetto che noi, per quanto riguarda Bergamo Brescia capitale della cultura, riteniamo di fare sul cammino, che è anche quello, anche la data del concilio, partendo da sotto il monte, Papa Giovanni XXIII a Paolo VI a Brescia Concesio. Quindi sul cammino tra sotto il monte e Concesio dovremmo individuare, stiamo individuando 20 santuari bergamaschi che sono stati frequentati, visitati da Papa Giovanni XXIII e 20 in territorio bresciano.
E quindi questo lo stiamo facendo. È una cosa che però verrà sviluppata all'inizio 2023, evidentemente la completeremo. Vi sarà una guida video e una guida anche cartacea. L'altra cosa, abbiamo proprio oggi, in questi giorni e domani andrò a completare il calendario. Il calendario del 2023 sarà proprio su 13 santuari, 12 mensili e uno in copertina, dei santuari nostri bergamaschi, coinvolgendo tutto il territorio della provincia. Evidentemente faremo questo calendario e stiamo completando, chiudendo la rivista, che viene aumentata di pagine perché vi è stato giustamente il 30°, come abbiamo detto prima, come ha ricordato prima, di Neuchâtel, ma poi abbiamo il 35° di Londra e avremo l'11 di dicembre il 40° di Bellinzona in Ticino. E quindi ecco, diciamo, l'attività sta andando avanti al di là dell'attività normale, eccetera. Riprende, stiamo lavorando proprio per quel ragionamento di prima di coinvolgere i giovani, di lavorare con le università per i problemi Erasmus e quindi agganciare già i giovani che partono con l'idea di andare e di tornare, ma diversi di questi si fermano e restano poi all'estero perché hanno delle opportunità, diciamo, reddituali e quindi si fermano all'estero. Quindi è importante che noi riusciamo ad agganciare queste persone. Signora Valeria, quali sono le difficoltà che ha incontrato nel gestire il suo circolo? Non posso dire di aver avuto delle difficoltà, anzi, quando purtroppo è deceduto il primo presidente, il signor Medolago Giuseppe, mi hanno subito detto di prendere il suo posto, quindi anzi, ero già presidente, avevo voluto che il signor Medolago sia vicepresidente perché c'era delle incomprensioni in certi comitati, quindi era partito. L'ho ripreso e quindi ecco, ma altrimenti no, non ci sono stati no, tutto è andato liscio, non mi posso lamentare. Come gestisco sembra che va bene per il momento, non si stanno lamentando e quindi va bene, ecco. Mentre, signor Barbagallo, lei cosa ha in mente di fare? Che iniziative ha in programma unitamente alla signora Valeria? Per ravvivare, avvicinare e coinvolgere maggiormente quelli che si sentono ancora italiani. Già, per iniziare dico che Valeria dice che problemi non ne ha, ma è una persona che ha sempre riuscito a coinvolgere con lei le persone che per lei sembra che l'aiutano. Allora si è sempre messo intorno a lei delle persone che lei fa fiducia e che può mandare il circolo in avanti. E anche questo, per questo che dice che non ha problemi, perché è lei che fa il lavoro di tutta la gestione per avere gente che si coinvolgono nel circolo. Allora, per coinvolgere i giovani è sempre difficile perché Neuchâtel è una città molto studentesca, ci sono molti appartamenti studenti. Allora, dobbiamo cercare non so, con quel modo potersi anche guardare cosa fa Londra, perché so che Londra è molto attiva nel coinvolgere i giovani, prendere esempio di quello che fanno loro, perché il bisogno ce l'abbiamo. Abbiamo un circolo che i membri ci sono, ma sono tutti anziani, ci sono pochi giovani e pochi seconda e terza generazione dei membri che fanno parte del circolo. I figli di quelli che fanno parte del circolo non è che si coinvolgono tanto. Allora, a parte le manifestazioni che facciamo noi, penso che l'opportunità di quello che si farà l'anno prossimo a Bergamo con Brescia, penso è una buona iniziativa. Andiamo a cercare di coinvolgere il circolo di Neuchâtel per vedere come si può coinvolgere i giovani in questo cammino. È come un progetto già sta nascendo con Brescia. Penso che è una buona opportunità per il nostro circolo, che dovrebbe essere un'opportunità per gli altri circoli bergamaschi nel
per cercare di fare un viaggio, un qualsiasi organizzare un viaggio su Bergamo per al limite anche fare i viaggi del santuario può essere anche una bella cosa. Io ci sono andato una sola volta, abbiamo fatto un viaggio con Valeria, con certi membri, allora ho conosciuto Bergamo una sola volta, l'ho trovato una città molto bellissima e c'ha un potenziale culturale e storico, allora mi sembra che si dovrebbe coinvolgere in questo modo, cercare di andare a cercare dentro del giovane per fargli capire che è bergamasco, è lombardo, è italiano soprattutto. Il principale è italiano e penso che se arriviamo a convergere di dirgli siete italiani per principio già avremo già un guadagno sicuro. Beh, sicuramente è un lavoro molto molto lungo perché non è facile. Al Presidente Personeni vorrei dire, ci può fare un resoconto al tavolo tecnico, sul tavolo tecnico che lei ha seguito per quanto riguarda il turismo delle radici? Che cosa vuol dire il turismo delle radici? Allora, innanzitutto mi collego, poi rispondo al quesito, perché le risposte di Valeria e di Alessandro sono stimolanti. Alessandro ha giustamente detto che il 2023 potrebbe essere un anno interessante e quindi di stimolo, e questo mi fa pensare che mi fa riflettere, mi metterò in campo di magari organizzare qualche manifestazione in qualche circolo della Svizzera, eccetera, perché poi voglio ricordare che Neuchâtel ha anche avuto per alcuni anni, ha appena finito, ma ha avuto un sindaco di origine bergamasche, Thomas Facchinetti, che è amico degli emigranti, in particolare bergamasco, ed era presente alla festa, all'anniversario di settembre, è evidentemente, pur se è nato in Germania, di origine bergamasche ed è un valdimagnino. Detto questo, quindi potremmo organizzare un qualcosa magari anche in collaborazione col comune o tra le università, visto che parliamo di culture. Quindi Alessandro indirettamente mi ha dato stimolo a pensare, riflettere e individuare qualche iniziativa. Un altro problema che è un po' più difficile per i nostri circoli bergamaschi è che noi avevamo sul territorio di Neuchâtel, del canton Neuchâtel, della provincia di Neuchâtel, erano Le Locle, La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel, le tre principali città del cantone, erano in carico alla curia di Bergamo. Avevamo 3 missionari, tempi addietro, tutti originari di Bergamo. Poi sono diventati 2, Le Locle e La Chaux-de-Fonds, a Pinate, e poi Neuchâtel. Bene. Adesso, purtroppo, da quest'anno, non ci sono più i missionari bergamaschi a Neuchâtel e credo che, se non con beneficio di inventario, sia arrivato un missionario marchigiano. Ma noi abbiamo avuto, tra l'altro, il fondatore del circolo di Neuchâtel, poi magari la Valeria ci potrà precisare in merito, ma è stato proprio Don Pietro Natali che ha stimolato questo, appunto 31 anni fa, perché poi la scadenza, abbiamo festeggiato il 30°, ma a causa Covid è stata spostata. Ma abbiamo avuto Marco Perrucchini, che attualmente è al Patronato San Vincenzo, abbiamo avuto Don Pietro Guerini, il quale tra l'altro è stato nominato dal Vescovo di Friburgo responsabile dei parroci della Svizzera francese, un italiano, un bergamasco, nominato dal Vescovo coordinatore. È un orgoglio questo per Bergamo e per tutti quanti noi. Purtroppo da ottobre 2021 non c'è più. Adesso a Roma, San Giovanni Laterano, dove si occupa ancora di emigranti sia della parrocchia di Roma e anche dei problemi dell'emigrazione per quanto riguarda il Vaticano. Alla Chaux-de-Fonds abbiamo avuto Don Flavio Gritti, Don Romeo Todeschini, Don Giacomo Panfilo, abbiamo avuto il nostro Vescovo Belotti che è stato a Neuchâtel, ha avuto una parentesi. Quindi credo che Neuchâtel abbia avuto questa fortuna per quanto riguarda il collegamento e quindi in un certo senso di aiuto. Oggi a Valeria, al circolo, viene a mancare questa collaborazione e questo è un problema sicuramente, però vedremo di far fronte. Mi scuso per aver detto questo, però Eli non mi ricordo la domanda.
No, ma era importante che tu precisassi perché molti bergamaschi hanno vissuto l'esperienza del missionario proprio nelle terre svizzere e molti di questi purtroppo sono in paradiso e altri sono rientrati. Però naturalmente sono parroci, preti che hanno garantito con la loro presenza anche un aiuto morale ma soprattutto spirituale a queste famiglie che sicuramente i primi anni necessitavano anche e soprattutto di essere un po' sostenute moralmente, se non economicamente. Torniamo sull'argomento che riguarderà proprio il tavolo tecnico sul turismo dopo la pubblicità. Ah, sì.